Si tratta di una possibilità, secondo me molto bella, piena di bellezza, di speranza, ma di una vicinanza. Questa iniziativa infatti si chiama Mai stati così vicini, perché il convento ha molti amici. Da qui è partita un po' l'idea di dare delle immagini, di spezzoni di bellezza di questo luogo, ma attraverso un respiro ricreativo che vuole passare attraverso questi amici, i quali ci introdurranno attraverso la loro professione, i loro racconti, e faranno un po' da legame. Quindi se durante la prima esperienza, la prima proposta era lei, padre Renato, a aprire le porte del convento attraverso le piattaforme digitali, attraverso il web, adesso sono le persone, i visitatori, gli amici del convento che racconteranno la loro esperienza del convento? Esattamente, il loro legame al convento, ma per esempio anche la loro professione, cioè proprio per sentirci tutti insieme. E il virtuale diventa anche una potenzialità, se vogliamo, un'occasione proprio per sentirci tutti vicini come persone che in realtà non avrei mai incontrato. Ed è suggestiva l'immagine della terrazza del convento che è sulla locandina, che di fatto promuove questa particolare iniziativa, come un ritrovarsi su questa terrazza tra amici a parlare e a raccontarsi ciò che si vive in questi mesi difficili e ciò che è la propria esperienza di vita. Esattamente, infatti ho voluto mettere in maniera significativa queste sedie vuote, perché voglio che tutti vengano a sedersi su queste sedie in un posto molto bello.